Seconda parte del Friuli in diretta, come sempre spazio all'approfondimento politico, in questo caso per quanto riguarda Udine e i suoi dintorni. Vado a salutare che è collegata con noi Giulia Agostinelli della Lega, buongiorno e ben ritrovata soprattutto. Buongiorno a tutti, grazie. Ecco, vediamo che anche la prova tecnica funziona, così approfittiamo per settare, come si dice, gli ultimi dettagli in regia e saluto invece in studio con noi Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle. Allora io inizierei subito con questa benedetta polemica che ormai da giorni sta infiammando in lungo e in largo, un po' come il meteo, no? Siamo in attesa della perturbazione che porterà un po' di fresco e forse il fresco, diciamo così, dà lo spunto in più per raffreddare gli animi. Allora, polemica teatrone per quanto riguarda Teatro Nuovo Giovanni da Udine, questi fondi il Comune dice non ci sono mai arrivati, anzi dice no, non è vero, e da lì insomma si è innescata tutta la bufera. Comincio con lei, Agostinelli. Beh, innanzitutto penso che il vicepresidente abbia, diciamo, esaustivamente detto le sue motivazioni e quello che l'assessore alla cultura Pirone del Comune di Udine, secondo me, e secondo insomma i dati, perché anche dall'assemblea di soci della regione, della fondazione del teatro, insomma, abbiamo visto che questi 250.000 euro che l'assessore Pirone dice che non sono stati, che non ci sono, diciamo che mancano, no, per il finanziamento del progetto del teatro, ecco, è una falsità. È una falsità perché vediamo i dati, io ce li ho sotto mano e nel 2026 il contributo iniziale è stato pari a 799.000 euro, mentre quello del 2025 872.000 euro, quindi diciamo che c'è una differenza di 72.000 euro. Vorrei capire questi 250.000 euro che sostiene l'assessore Pirone di che soldi sta parlando, perché secondo me sembra veramente oltre che una mancanza di rispetto nei confronti della regione, che in tutti i modi sta cercando anche di aiutare il comune di Udine in vista soprattutto di quello che abbiamo già passato, no? Anche gli 8 milioni persi per Udine Mercati, perché il comune di Udine non sa gestire i fondi che vengono dati dalla regione, la regione quindi se li è ripresi. E proprio lunedì in Consiglio Comunale è stato approvato un ordine del giorno da questo punto di vista qua, dove appunto la Regione e il Comune si impegnano a parlare istituzionalmente proprio per riavere questi 8 milioni per Udine Mercati, ma se il giorno dopo l'assessore Pirone fa una conferenza stampa mancando di rispetto, completamente inventando che la Regione non aiuta i progetti per il teatro di da Udine e tutto quello che è inerente alla cultura, quando la regione ha fatto tantissime cose inerenti all'ambito culturale del comune di Udine che il comune di Udine non fa perché non ci sono idee. Quindi oltre il danno, secondo me, la beffa, cioè siamo amministrati da questa giunta, da questa amministrazione che veramente allora sta puntando alle prossime elezioni, ai prossimi elezioni appunto, appuntamenti elettorali che abbiamo, senza pensare al bene dei cittadini. Però non prendiamoci in giro, ecco, il dialogo, io penso che la regione sia stata sempre completamente aperta con il comune di Udine per qualsiasi cosa, ma se questo è il comportamento del comune di Udine lo reputo irrispettoso e non si può legittimare assolutamente un comportamento tendenzioso e falso del genere. Sergo. Allora, innanzitutto fa piacere constatare che mancano 80.000 euro. E questo è già un primo dato ovviamente che, come diceva la collega prima, è un dato di fatto, è dimostrato. Quindi quei soldi effettivamente mancano, che siano tanti, pochi, stiamo parlando quasi del 10% poi di taglio che c'è stato effettivamente dall'inizio del 2025 al 2026. Sui 250.000 euro mi pare di capire che l'assessore Pirone stia dicendo che c'erano state delle garanzie da parte della regione di arrivare a una cifra vicina al 1 milione di euro, se non poco di più. Ora, come siano state date queste garanzie lo sapranno i diretti interessati. Io i verbali anche degli incontri, no? Del CDA e tutto quanto non li ho ovviamente letti, ho provato a cercarli, ma non li ho trovati, va bene, non è un problema.
E quindi ripeto, se c'è stata questa garanzia, anche solo fosse verbale, allora iniziare a dire che qualcuno ha detto che è falso, tendenzioso e quant'altro è. Se qualcuno ha parlato di 1 milione di euro, evidentemente le cose sono due: o è stato il comune o è stata la regione, perché non mi pare che ci siano altri soci fondatori ovviamente che possono averlo fatto. Ora c'è da capire se questo 1 milione di euro è stato effettivamente nominato da qualcuno, oppure se, come dice l'assessore Anzil, se l'è completamente inventato l'assessore Pirone. Ora, delle due l'una, io non voglio prendere le parti né di uno né dell'altro, perché non essendo stato presente nella ipotetica occasione in cui questo 1 milione di euro è stato paventato, nominato, promesso, garantito, scegliamo, ovviamente ognuno sceglierà il termine che vuole, però questi sono i fatti. Intanto sarebbe da capire perché ci sono questi 80.000 euro in meno e se ovviamente verranno diciamo ristabiliti, come credo che probabilmente succederà durante il corso dell'anno, visto che fra un mese andremo a votare, immagino, l'ennesimo assestamento di bilancio miliardario, sicuramente milionario, ma anche miliardario di questa regione. Poi, ripeto, se ci sono state interlocuzioni tra le parti e una delle due parti ritiene che l'altra non ha mantenuto quanto detto in precedenza, io credo che sia anche giusto che venga portata all'attenzione anche dei cittadini quello che è avvenuto, tutto qua. Poi che l'assessore Pirone potesse alzare il telefono, chiamare il vicegovernatore e chiedere: scusa, perché mi mancano intanto 80.000 euro o perché mi mancano 250.000 euro che mi dovevi dare? C'è una motivazione? C'è una scelta politica? C'è una scelta? Probabilmente si poteva anche fare. Non so neanche se questo è stato fatto, perché ovviamente noi diciamo poteva farlo, magari l'ha fatto e non ha ricevuto risposte e ha ritenuto di agire con questa conferenza stampa. Allora, prima di continuare nel dibattito, un attimo, scusi Giulia Agostinelli, un attimo, perché a proposito dei problemi, ci sono anche problemi sulla rete telefonica, in particolare nella zona di Andreis. Allora vado un attimo in esterna con la nostra Esmeralda Dalla Longa insieme all'ospite, presumo sia il sindaco, per parlare insomma di quanto sta accadendo in questa località importante, incastonata in quelle terre redente, come direbbe qualcuno, che sono la provincia di Pordenone, per la sua friulanità e non solo. Vai Esmeralda. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori di TV12, ci troviamo ad Andreis con il sindaco fresco dall'aria nomina Fabrizio Prevarin. Parleremo di un problema che è da una settimana che persiste, praticamente non funziona la linea telefonica, nuova linea da Maniago ad Andreis. Sindaco, che cosa sta succedendo e come può risolversi questo problema e come mai si è verificato? Allora, è un problema che da tempo cerchiamo anche di risolvere, è un problema che è alla conoscenza della regione, dell'assessorato regionale e anche della prefettura, perché è stato istituito anche un tavolo per cercare di risolvere i problemi di telecomunicazioni nei comuni delle aree interne. Purtroppo non vediamo nessun passo in avanti. Mi sono deciso di arrabbiarmi, se così si può dire, anche se un primo cittadino non si dovrebbe mai arrabbiare, ma l'ho dovuto fare perché da una settimana siamo senza linea TIM. Finalmente questa mattina, dopo aver scomodato non solo i giornali ma anche la prefettura e la regione, questa mattina ho ricevuto le comunicazioni dei lavori che servono, che sono necessari per il ripristino della linea. Finalmente ho anche un riferimento di una persona, di un numero telefonico. Spero che questo sia di buon auspicio per cercare di risolvere in maniera veloce ipotetiche interruzioni che si possono verificare in corso d'anno. Io capisco che le linee sono lunghe, sono tante e gli eventi fortuiti possono anche capitare. Quello che chiediamo è di essere informati sui tempi e sulle modalità di sistemazione se ci sono dei guasti. Io, grazie alla protezione civile e anche il personale del comune, riusciamo comunque ad andare nelle frazioni a capire se ci sono necessità, perché come potete immaginare tantissime persone anziane l'unico conforto e la possibilità di comunicare è quella del telefono. Se manca la linea per una settimana intera, capite che ci possono essere grandissimi problemi, soprattutto di isolamento per le persone anziane. È un problema anche per chi lavora in smart working o comunque in generale per il popolamento del comune.
Sì, questo è un altro aspetto e io evidenziavo anche questo aspetto. Noi sindaci stiamo facendo di tutto per cercare di rendere abitabili questi comuni, questi piccoli comuni delle aree interne. Andreis peraltro è molto accessibile perché siamo molto vicini alla pianura, diciamo a Montereale, a pochi minuti. Abbiamo previsto e partirà fra poco anche l'istituzione di un centro per smart working, di co-working per i giovani di Andreis, perché anche qua abbiamo 5-6 persone che lavorano in smart working per aziende del territorio, non solo friulano ma anche veneto. È indispensabile perché se noi riusciamo a dare servizi adeguati siamo sicuri di poter frenare anche l'emorragia e la perdita dei residenti. E quindi al momento come siete rimasti con questo problema, che cosa si intende fare? Allora, il problema mi hanno garantito che dovrebbe essere risolto nella giornata di oggi o massimo domani in mattinata. Io mi auguro sia così, perché altrimenti hanno comunque anche paventato la possibilità di istituire un ponte radio per risolvere provvisoriamente il problema. Io ho fiducia, spero che tutto venga risolto massimo nella giornata di domani. Grazie mille Sindaco e speriamo il problema si risolva presto per il comune di Andreis. Da qui è tutto, a te in studio. Grazie Esmeralda, e chiaramente ci auguriamo che per la comunità di Andreis non solo il problema venga ripristinato al più presto possibile. Come recitava una volta un vecchio cartello, per chi come me insomma comincia ad avere qualche cappellino bianco, però avevo magari dalla TV a colori che saltava ogni tanto il segnale. Ma torniamo invece all'argomento in studio e torno con Giulia Agostinelli. Agostinelli, mi tocca una curiosità sul fatto che Anzil ha detto con Udine non si parla più. Lei che è nella stanza dei bottoni, anche che traffica un po' piazza Oberdan e dintorni per quanto riguarda il palazzo della regione, magari ha udito che magari Anzil ha chiuso definitivamente, nel senso, come si dice in Friuli, lascerate il Clostri e ha buttato via le chiavi, oppure queste chiavi sono pronte eventualmente a rigirare? Io credo che il bene dei cittadini verrà sempre messo davanti e la priorità sarà sempre fare del bene per i cittadini e quindi per i cittadini di Udine. Come detto prima, comunque il comportamento così irrispettoso da parte dell'amministrazione non può passare sicuramente alla leggera, così come ho ricordato gli 8 milioni di euro per Udine Mercati, adesso anche questa fiaba qua del teatro, insomma vedo che c'è molta irresponsabilità e troppi doppi fini personali invece che fare qualcosa effettivamente di buono per la cittadinanza, ecco. Quindi non so come può andare a finire, diciamo sinceramente, però credo che 2 domande sicuramente verranno fatte perché è una mancanza, ripeto, di rispetto totale. E volevo solo aggiungere e ricordare che comunque parlando proprio di cultura, quando il sindaco Onsel era sindaco di Udine con l'assessore Pirone, che era sempre assessore alla cultura, sono stati tagliati 400.000 euro, lo ricordiamo, 80.000 euro anche dal verbale dell'assemblea di soci, magari il collega appunto Sergo non ha letto i verbali, ma ha approvato il bilancio in sede di previsione proprio, e come hanno fatto mettere a verbale che ogni stanziamento appunto dei soldi è subordinato sempre alla legge di stabilità e della ripartizione del fondo disponibile, quindi questo dipende ovviamente anche in base alla legge di stabilità. In assestamento sono stati messi dei soldi per il teatro e per Udine, e le dico anche di più, e se non erro è anche uscito comunque sul quotidiano, non mi ricordo se oggi o ieri, ci sono stati dei contatti informali sia col consigliere Colautti, che ha parlato direttamente col vicepresidente Anzil proprio per chiedere dei soldi in vista dell'assestamento regionale, e il sindaco De Toni col presidente Fedriga, i quali entrambi hanno detto va bene, aiuteremo il comune di Udine per dare questi fondi, ecco, quindi doppia mancanza di rispetto. Diciamo che informalmente questi soldi o non si parlano tra di loro, che ormai questo è un po' un dato di fatto da quello che succede all'interno di questa maggioranza molto eterogenea che troviamo a Udine, oppure come ho detto prima e lo ritornerò a ripetere, sono solamente interessi personali. Quindi i soldi c'erano, in assestamento di bilancio era già stato confermato e detto che si mettevano dei soldi, e poi si fanno le conferenze stampa dicendo che mancano 250.000 euro. Ecco, questo non lo trovo giusto. Sergo.
No, ma come detto, è tutto chiaro e lampante. Addirittura se si risale alla legge di stabilità vuol dire che già da gennaio o da dicembre erano previsto quel taglio di 80.000 euro, perché poi i soldi vengono stanziati. Parliamo di quello che ha detto Pirone, che 80.000. Ho capito, ma se sono Pirone, 80.000 euro in meno a inizio anno, chiamalo come vuoi, ma è un taglio. Io ho dato dei dati, adesso non focalizziamoci su 80.000 euro, parliamo del comportamento errato dell'assessore, della maggioranza. Ma parliamo di tutto quello che vuoi tu, parla tu, allora io sto zitto e siamo a posto. Non ce li ha? Ho capito, ma puoi chiamarlo come vuoi, però se un anno prima gli dai 880.000 euro, l'anno dopo gliene dai 792, quello è un taglio di 70-80.000 euro, chiamali come vuoi, è un taglio. Poi, se i tagli si possono fare in 1000 modi, soprattutto tra legge di stabilità e in assestamento, perché in assestamento il Consiglio regionale, di cui ovviamente siete in maggioranza, può stabilire anche che a Udine ne arrivino 2 milioni di euro, così come in tutti gli altri teatri della regione. Benissimo, saremmo lì ad applaudire tutti quanti, perché poi non c'è uno stanziamento singolo per il Teatro Giovanni da Udine. Come si è ricordato, c'è un riparto tra tutti gli enti che ovviamente fanno questo tipo di attività culturali. Per cui se a Udine sono arrivati 80.000 euro in meno, sono arrivati anche in altri città, in altri capoluoghi, che evidentemente stanno zitti perché non possono disturbare il manuratore. Allora, l'unica cosa seria, come detto, da fare qui è da stabilire, punto primo, c'è stata la garanzia che si arriverà a 1 milione di euro o no? Punto secondo, è perché se adesso dite in assestamento metteremo i soldi, è probabile che a Udine arriveranno i 250.000 euro che erano già previsti dall'assessore Anzi. Allora l'assessore Anzi, l'assessore Pirone avrebbe dovuto solo dire stai calmo, fra 2 mesi arrivano, e si chiudeva lì. Poi ripeto, che non si parlino tra di loro mi pare che sia evidente, che ci siano i rapporti un attimino incrinati mi pare che sia evidente, che un vicegovernatore attacchi tutte le attività culturali di Udine, come ha fatto in una ultima intervista dicendo che Udine è dietro a Gorizia, Pordenone, Trieste, perché non sa fare niente di fatto, accusando sì l'assessore Pirone, che in quel momento era il suo nemico evidentemente destinatario della polemica, ma di fatto ha accusato tutte le attività culturali di Udine e tutti i festival che vengono fatti a Udine, che stanno portando ovviamente lustro, gente non solo alla città ma anche a tutta la regione. Quindi cadute di stile mi pare che ce ne sono state in abbondanza, forse è meglio mettere un punto a questa situazione, attendere se effettivamente almeno questa promessa di intervenire in assestamento verrà mantenuta e andremo avanti così, insomma. Insomma, abbiamo capito che la querelle continuerà ancora, ma d'altronde la politica è bella per questo, perché se no altrimenti rischiamo troppo di andare, come si dice, a tarallucci e vino. Allora, io direi chiudiamo qui un attimo il discorso relativo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, tra poco sentiremo anche un'altra voce in esterna, in diretta con Francesco Pezzella, tanto per continuare a buttare un po' di benzina, ma noi abbiamo per fortuna regime agevolato, ci possiamo permettere anche di gettare benzina sul fuoco, male che vada, siamo in Slovenia. Parliamo invece dei negozi. Abbiamo sentito prima un collegamento da Tricesimo insieme a Stefano Giovanpietro, di questo imprenditore, insomma, che dal centro di Udine si è spostato a Tricesimo per vari motivi, forse perché è più attrattivo il territorio, eccetera, anche se lo stesso ha sottolineato che condivide la politica messa in campo dall'attuale amministrazione comunale per quanto riguarda ZTL e via dicendo. Però qualcuno dice a Udine chiudono i negozi ma aprono le moschee. Botta e risposta, chiaramente a distanza anche qui tra maggioranza e opposizione. Parto di nuovo con Agostinelli. Beh, ma non è una novità, dico io, a malincuore. Cioè, quello che da 3 anni a questa parte l'opposizione, il lavoro dell'opposizione che sta facendo contro la maggioranza è cercare di far capire che non si sta seguendo una linea corretta, si sta seguendo una linea che fa male. Allora, io capisco che hanno votato il centrosinistra, che ha vinto il centrosinistra, quindi io sono consapevole del fatto che se le persone hanno votato il centrosinistra vuol dire che hanno letto il loro programma elettorale e da un lato apprezzino quello che stanno portando avanti, perché di base stanno portando avanti il loro programma elettorale.
Ovviamente noi col nostro programma elettorale siamo completamente in disaccordo con le modalità, perché ovviamente qua potrei parlare per 3 ore di fila, siamo in disaccordo con le modalità. Però quello che facciamo 2 anni a questa parte, stiamo quotidianamente parlando è che anche i cittadini, anche i commercianti, che comunque categorie che guadagnano, che devono guadagnare ovviamente, con delle attività, comunque con tutta quella rete del tessuto economico che fa parte, deve essere comunque sostenuta dal comune della nostra città, insomma. E vediamo che si stanno completamente lamentando giorno dopo giorno. Allora io dico, se Confcommercio dà delle osservazioni, se Confartigianato dà delle osservazioni, non è Giulia Agostinelli che vuole rompere le palle alla maggioranza perché dà fastidio certe tipologie di scelte. No, ci sono dei dati, come ha detto anche Nicola, cioè il fatturato è del meno 30%. Non può essere che a Udine il fatturato sia del meno 30%. Non può essere che ci sia una situazione di degrado e di insicurezza, che poi è tutto collegato, quindi dalla chiusura della ZTL, che ripeto, la ZTL come concetto non è sbagliato, l'abbiamo fatto anche noi, però come ho detto prima sono le modalità che infastidiscono parecchio. Però io non riesco a capire perché si continui imperterriti ad andare avanti quando tutti, o perlomeno mettiamo il 75% dei cittadini udinesi, dei commercianti e delle persone dicono che stanno sbagliando. Non riesco a capire questa motivazione. Cioè, ripeto, non lo dice Giulia Agostinelli, lo dicono il 75% delle persone che lavorano e vivono in centro. Ma possono ascoltarli? Ma dobbiamo far sì che anche sentire Nicola che dica no, forse è meglio aprire un negozio in provincia, perché Udine si sa, no, tra il degrado, tra la ZTL, comunque le persone non è che vogliono farsi chilometri, soprattutto anziani, per venire in centro a fare acquisti e compere. È sotto gli occhi di tutti, basta. No, ma il centro deve essere attrattivo, deve essere un centro che porta persone. Ma dove? Sono anni che dico che state facendo il contrario sempre, non se ne può più, è un disastro. Che poi io non sto neanche a giudicare il fatto uno esce col braccialetto, uno esce con l'orologio che costa tanti soldi, perché anche quello per me è una follia, che uno deve pensare di togliersi l'orologio per uscire la sera a Udine, come io riprendo le parole che sono state dette anche dal commerciante. Per me è una follia, ma siamo arrivati a questo punto. Udine non era così, ma io l'ho detto 3 anni fa: se si vota De Toni si arriverà a una Milano di Sala. Eccoci qua. Certo. In piccolo. Che tristezza. Ma allora è una follia dover scegliere se mettere un orologio di lusso o meno, ha assolutamente ragione. Infatti è colpa di chi non manda le forze dell'ordine nella nostra città e nel nostro territorio. Di chi è competenza mandare le forze dell'ordine in città o nel territorio? Questura, prefettura, Ministero degli Interni. A chi rispondono questi 3 enti? Governo Meloni. Da quando governa la Meloni? Dal 2022. Benissimo. Chiusure negozi. Allora, a me ovviamente fa sempre piacere. Abbiamo appena parlato di quanto ha detto l'assessore o il vicegovernatore Anzil di Udine, che sarebbe meno attrattiva anche dal punto di vista culturale rispetto a Pordenone e Gorizia. 13 marzo 2026 leggo una testata giornalistica locale che anche la collega può vedere, così come tutti i nostri amici telespettatori. Negozi chiusi in 13 anni, persi quasi 90 locali. Uno scandalo, perché 90 locali persi in 13 anni sono 90 famiglie messe in difficoltà. Ok, uno scandalo. Di cosa stiamo parlando? Centro di Pordenone. Andiamo avanti e possiamo citare Gorizia, seconda in Italia per chiusura di negozi negli ultimi 12 anni. Si è passati da 269 imprese a 165. Chi governa Gorizia da almeno una decina d'anni? Sì, voi, hai ragione, alza la mano perché governate voi.
Allora, è chiaro che se vogliamo parlare di commercio, se vogliamo parlare di tante cose, aggiungo anche un altro dato. 2020, fatturato di Amazon 380 miliardi, 2025 fatturato di Amazon 760 miliardi, raddoppiato. Nei primi 3 mesi del 2026 il fatturato di Amazon è di 180 miliardi, cioè la metà di quello che ha fatto nell'intero anno 2020 quando c'era il Covid. Ok? La metà. Allora, o parliamo di tante cose, ma se ci limitiamo a parlare della mancanza dei parcheggi a Udine, per me va benissimo. Però posso chiedere alla collega Agostinelli, dal 2018 al 2023, quanti posti auto sono aumentati nel comune di Udine e quanti posti auto invece sono stati tolti grazie ai deor che sono stati dati ai negozi, ai bar e ristoranti soprattutto, sono state tolte le strisce blu per fare in modo che i bar e ristoranti avessero anche questo tipo di attività che doveva anche in quel caso essere solo ed esclusivamente utile a fronteggiare diciamo le difficoltà che c'erano durante la pandemia e il Covid, un po' come il super bonus. Una cosa che doveva partire e dare slancio all'economia nazionale che doveva durare 6 mesi, poi arriva il centrodestra, lo gestisce per 5 anni, succede quello che succede, ma la colpa è di chi lo voleva solo per 6 mesi. E no, non funziona così, perché voi, bene o male, su Udine avete anche voi le responsabilità. Non potete venire a dire c'è un problema di parcheggi a Udine quando sapete benissimo che semmai a Udine negli ultimi 2 anni c'è un problema di trasporto pubblico locale, perché se salta il 4% delle corse in determinate aree e in determinate zone, ma anche orari nella nostra città, è un problema. E questo problema da dove deriva? Da Riva Udine. Chi gestisce il trasporto pubblico locale? La Regione Friuli-Venezia Giulia. Chi governa la Regione Friuli-Venezia Giulia? Se vuole alzare la mano può alzarlo, non io, può alzarla di nuovo. È un vicepresidente del comune di Udine, nominato dal comune di Udine, arriva Udine. Sì, però, infatti è un esponente di centrodestra, è un esponente di destra, te lo vorrei ricordare. Te lo vorrei ricordare. Perché hanno fatto l'inciucio politico per vincere le elezioni. Ma continua pure, stai facendo un autogol dietro l'altro, vai pure che siamo già 3-0, a tavolino proprio la vinciamo. Ma è un esponente di destra o no? Cioè, il vicepresidente Arriva Udine è un esponente di destra o di sinistra? Dillo. Lei si ricorda perché è stata data la nomina al vicepresidente non lo so, di Arriva Udine? Non mi interessa, non c'ero. Io parto dai dati di fatto, non dalle supposizioni. Quindi a me fa piacere parlare di commercio. Tra l'altro io sono uno dei 13, o meglio dei centinaia di commercianti che hanno dovuto chiudere la propria attività a fronte, e quella volta neanche c'era Amazon probabilmente, o nessuno lo conosceva, di particolari problemi che sono ovviamente strutturali in questo settore. Se vogliamo parlare del settore commercio, parliamone. Perché se no, allora dovrei dire anch'io, tutto quello che è stato fatto dall'assessore Bini, che è l'assessore regionale del commercio, non vale niente. No, evidentemente sarà stato anche mitigare una situazione che poteva essere magari anche molto peggiore. Però allora se vogliamo essere oggettivi, siamo oggettivi. Se vogliamo solo raccontare storie che a Udine chiudono i negozi perché vogliono andare a 30°, mentre nelle altre città che governate da 5-10 anni non succede mai niente, tutto a posto, allora l'ultima notizia che mi permetto di riportare, ne avrete parlato probabilmente anche voi, 18 maggio 2026, mi pare relativamente fresca, Corso Garibaldi perde ancora pezzi, ha chiuso Falconeri, dove? A Udine? No, non c'è il Corso Garibaldi a Udine, Pordenone. Allora glielo volete dire al sindaco Basso che è uno scandalo che non c'è un parcheggio in Corso Garibaldi? Diteglielo. Andate a Pordenone e digli, scusa, abbiamo un problema. 18 maggio 2026. Per dovere di cronaca, proprio il nostro Federico De Rossa è quello che ha tirato su, proprio lui, grazie a un servizio, questo problema relativo al commercio a Pordenone. Allora, noi dobbiamo fermarci un attimo perché devo lanciare l'ultimo break pubblicitario, poi 13:25, come d'accordo Agostinelli, lei ha degli impegni, lascio, mentre chiederò un attimo di rimanere con noi Sergo perché andiamo a analizzare un po' la tornata elettorale, non le rubo più di tanto. Però prima i nostri amici silenziosi.
Allora, ultimo giro con i nostri ospiti. Allora, per dovere di cronaca e diritto anche di replica, Giulia Agostinelli, che poi ci deve lasciare per chiudere il discorso relativo appunto a questa situazione particolare a Udine per i negozi e non solo. Grazie. Allora, diciamo che il collega Sergo ha fatto un bellissimo excursus anche su Amazon, ha elencato tantissime cose anche fuori dalla nostra città, di altre regioni, di altre città che chiudono negozi, diciamo così. No, ma infatti mi fa piacere, però il problema principale su Udine è che non è un dato di fatto che se abbiamo questi exploit da parte dei commercianti e dei cittadini, dei problemi ci sono, perché purtroppo conosciamo benissimo il contesto sociale in cui ci troviamo, ma se un commerciante dice che la modalità della ZTL e della rimozione dei parcheggi non va bene perché questa cosa ha fatto sì che il fatturato calasse del 30%, dobbiamo cercare di farci delle domande. Se Piazza Primo Maggio, che è una piazza che è piena di parcheggi, ogni fine settimana ha qualcosa che vanno a togliere i parcheggi, non può essere con tutte le piazze vuote che ci sono a Udine. Piazza Garibaldi non ne parliamo, i parcheggi millantati da questa amministrazione non ne parliamo perché anche lì non si sa che fine faranno, se lavoreranno, c'è il Moretti, c'è il Venerio, ci sono tanti parcheggi che vanno implementati e vanno fatti dei lavori di ristrutturazione, però quello che ho sempre detto è non ci sono mai state delle alternative valide quando si sono prese determinate decisioni e oggi lo sappiamo. Ricordo che se non erro 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa, i commercianti hanno messo fuori dal proprio negozio un cartello con scritto: noi non condividiamo le idee di questa giunta. Più di così, cosa dobbiamo fare? Quando ha ricordato i Deor che abbiamo messo durante il periodo Covid per agevolare i bar senza far pagare la tassa al suolo pubblico ai bar, ricordiamo, perché era una spesa del comune per aiutarli, ricordiamo, purtroppo forse lo dimentichiamo che situazione è stata il Covid, soprattutto per le attività commerciali per lavoratori. Quindi noi magari alcuni parcheggi sono stati occupati dai Deor, però tutti gli altri parcheggi della città erano liberi come ci sono sempre stati. Conosciamo Udine, sono sempre quelli i parcheggi, però se questa amministrazione continua imperterrita a togliere i parcheggi, perché parliamo terra a terra, l'assessore Marchiol cosa vuole? L'assessore Marchiol ha delle scelte, prende delle scelte ideologiche senza buonsenso perché vuole togliere le auto, cercare di ridurre il più possibile le auto nel centro cittadino, togliere i parcheggi perché ovviamente così si cerca di incentivare le biciclette o che ne so io, altri mezzi per arrivare in città. Un'altra cosa, la TPL. Allora, se si pensa di attuare in un'altra maniera, oltre che trovare delle alternative sui parcheggi, si parla anche prima su cosa si può fare per incrementare il servizio pubblico di trasporti, no? Io credo, mi auguro, prima pensano a come si possono risolvere dei problemi e poi si attua con il piano che ha in testa, perché come ho detto anche all'inizio, se questa amministrazione ha vinto le elezioni vuol dire che le persone hanno letto il programma elettorale. Mi auguro che, vedendo come stanno lavorando, anche la prossima tornata elettorale pensino 87 volte prima di votare delle idee ideologiche scellerate di queste persone. Me lo auguro, perché questi sono i risultati e quando si accende un fuoco poi è difficilissimo fermare un incendio, che sia sulla sicurezza, che sia sulla viabilità, che sia su tutti i settori di questa. Scusa, posso? Veloce perché... No, proprio una replica perché vedo già pronto un attimo, già Pezzella con Giacomello. Allora, un minuto arriviamo alla te. Volevo solo rassicurare la collega che i cittadini di Udine sanno cosa vanno a votare e soprattutto sanno cosa non volevano più per la nostra città. Perché voi in 5 anni non avete fatto il piano del traffico, non avete fatto il piano della mobilità sostenibile, non avete fatto niente, non avete previsto un parcheggio, non avete previsto assolutamente nulla, li avete tolti, li avete regalati alla Procura di Udine in Piazza Patriarcato, 50 posti e passa.
e poi venite a parlare di problemi che non si arriva in città o meno. Cosa vuoi implementare il trasporto pubblico locale? Cosa vuoi implementare il trasporto pubblico locale se arriva a Udine e non arriva neanche neanche a garantire il servizio che c'è adesso? Cosa gli vai a chiedere di implementare? Cosa? Se salta il 14.000 corse, cosa gli vai a chiedere ad Arriva Udine? Me lo spieghi? Gli dovrai chiedere semmai il rispetto del contratto. Piano si ragiona, si pensa e si cerca di capire, perché cos'è la soluzione, cos'è che vengano chiusi dei negozi in centro, perché magari se il problema principale è come arriva la gente in centro a Udine è un problema, io amministratore devo preoccuparmi. Allora vi interrompo un attimo perché per i temi caldi, fa anche caldo in centro a Udine, vedo già pronto di nuovo il nostro, in questo caso, intanto saluto Giulio Agostinelli che ci deve lasciare, allora arriviamo da te. Scusate, grazie mille. Grazie, alla prossima. Allora, grazie. Grazie Giulio Agostinelli, andiamo con Francesco Pezzella insieme all'assessore Giacomello perché chiaramente dobbiamo continuare a parlare di queste polemiche a distanza tra regione e comune, allora a te la linea. Sì, grazie Omar, siamo con l'assessore Giacomello che abbiamo intercettato qui in Piazza Duomo. Assessore, questa polemica scatenata dall'assessore Roberti sui 31.000 euro per le attività estive in favore dei minori stranieri non accompagnati. Roberti dice scandaloso che il Comune metta soldi per un settore che già viene finanziato regolarmente, dovrebbero pensarci già quelli che beneficiano di questi finanziamenti a organizzare e non bisognerebbe mettere altri soldi. Ma io sinceramente sono rimasto stupito dalle dichiarazioni di Roberti, di quello che si è creato dietro questa delibera. Non avrei mai pensato che una delibera del genere potesse creare questo, perché la finalità della delibera va incontro anche a quello che dicono un po' i cittadini, ma non quelli particolarmente contrari all'immigrazione o questo, quelli che vedono il fenomeno che riguarda le nostre città e con un'attenzione, non come qualcosa che non va bene, e ci chiedono banalmente, quando vedono questi ragazzi in giro, soprattutto in periodo estivo, teneteli occupati, fate qualcosa con loro. Non siamo contrari, ma teneteli occupati perché non è bene per loro che girino così, perché possono anche trovare frequentazioni non buone e la delibera va in questa direzione. Tra l'altro l'anno scorso avevamo fatto un bando sullo sport come inclusione che faceva appunto un'attività di alcune società sportive con questi centri che si occupano dei minori stranieri non accompagnati e non c'è stato nessun problema. Quello che dice Roberti è vero che la Regione copre una parte di queste delle quote giornaliere che riguardano i minori, ma ancora dai tempi dell'assessore Torrenti c'è questo che copre la parte, ma riguarda un appalto che richiude determinate attività. Questo è un di più, tra l'altro stiamo parlando di 30.000 euro, non stiamo parlando di cifre da capogiro, è un di più. Come facciamo un di più? E poi peccato che viene anche detto togliamo ad altri per dare a loro, che non per niente è vero. Noi finanziamo ad esempio, ho citato parrocchie per centri estivi che fanno le parrocchie, li stiamo finanziando anche delle famiglie che magari fanno difficoltà a entrare nei centri estivi, che hanno problemi segnalati dai servizi sociali, finanziamo questo, è un di più, è una città che non toglie e che dà di più. Non vedo questa polemica che è pretestuosa, oppure c'è qualcosa dietro che non voglio sapere, posso immaginare ma non voglio sapere. Insomma. Cosa immagina? No, immagino che ormai si sta scatenando un qualche cosa, perché che un assessore regionale intervenga su una delibera del comune di Udine di 30.000 euro di un comune, insomma, parliamone, insomma, tenere un po' di strada. Ecco. Non è un momento sereno comunque nei rapporti fra i due enti, al di là della differenza di colore politico, insomma ci sono un po' di scontri da qualche giorno a questa parte in particolare che fanno pensare insomma, che ci sia una situazione forse di massima tensione raggiunta in questo momento storico della politica e dei rapporti fra regione e comune. Per quanto mi riguarda non c'è nessun astio, non c'è nessun cosa. Per me se Roberti mi dà una telefonata penso che ci potevamo chiarire al telefono la cosa, ma a parte questo e sono assolutamente sereno.
certo c'è un periodo non facile, insomma, io spero che non si innesti un tiro al piattello per ogni attività che facciamo, perché veramente non c'è questo, da parte nostra non è facile gestire queste cose, chiediamo alla Regione che faccia il suo e nel caso nostro lo fa, nel caso dei minori stranieri non accompagnati, e vediamo di andare avanti in quella maniera lì, tutto qua. Grazie Assessore. Grazie a voi. Omar, come vedi, anche da parte degli esponenti del centrodestra che avevano un po' protestato e reagito alla conferenza stampa di Pirone sul tema del teatro, con Federica che dice sarebbe bastato alzare il telefono e contattarmi, insomma il telefono allunga la vita, una telefonata allunga la vita, come dice un famoso spot, in questo caso una telefonata, e vale per entrambi, potrebbe evitare questi screzi e queste polemiche e questi scontri. Certamente. A te Omar. Sì, vabbè, c'è anche il detto che dice piange il telefono e stai telefonando. Allora, invece, ha sentito un po' la dichiarazione, la risposta di Giacomello, persona sempre chiara, trasparente, mai sopra le righe, no? Anche per l'esperienza, insomma, il background, come direbbe qualcuno, che ha alle spalle. Ma la cosa che diciamo, mi lascia più perplesso è che i bandi per l'accoglienza dei minori stranieri, quelli normali, non questi diciamo, fondi extra che vengono dati dal comune, sono fatti dalle prefetture. E torniamo sempre lì. Chi c'è a capo delle prefetture? Cioè, se i soldi delle prefetture che il governo nazionale prevede per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati non sono sufficienti a coprire anche queste attività, o se lo sono o lo fossero, allora ci sarebbe un altro problema. Vuol dire che chi sta gestendo in questo momento questi ragazzi non offre questo tipo di attività. Ma se non è così, evidentemente c'è un vulnus e il Comune di Udine giustamente dice ok, noi dobbiamo tenerli, perché la legge dice che dobbiamo tenerli e dobbiamo prevedere l'accoglienza in Comune di Udine. Quando non fanno queste attività, cosa facciamo fare a questi ragazzi? Perché è inutile che ci lamentiamo se poi succede quello che succede anche all'interno delle nostre città, se non abbiamo il controllo di questi ragazzi, se non sappiamo cosa fanno durante il giorno, se fanno, non fanno, se fanno abbastanza o fino a un certo punto, perché poi anche chi li gestisce, diciamo, può avere dei periodi in cui banalmente il personale incaricato può essere in ferie, malattia, può essere qualsiasi cosa. Cosa gli fai fare in quel caso? E allora, a parte che stiamo parlando di 2 euro al giorno a ragazzo, a fronte dei 120 che prevede, fino a 120 euro che prevedono governo e prefetture quando fanno i bandi. Stiamo parlando di 2 euro al giorno, perché 30.000 diviso 150 si sta poco a fare il calcolo per quello che è il periodo estivo. Quindi già sarà oro che cola se si riesce a organizzare qualcosa di interessante, importante per questi ragazzi d'estate. Poi, ripeto, queste cose qui dovrebbe prevederle e garantirle già lo Stato italiano. Quando noi avevamo già detto che questa regione spendeva decine di milioni di euro anche per i minori stranieri, perché metteva una differenza rispetto a quello che prevedeva lo Stato, poi lo Stato ha detto pago tutto io, evidentemente questo pago tutto io, l'assessore Roberti dovrebbe andare a Roma a dire al ministro Piantedosi, ma siccome abbiamo capito che non è solo Andreis che ha problemi di telefoni, ma è un po' tutta la regione, mi pare che ha problemi con le linee telefoniche, questo non viene fatto. Sempre perché non si vuole disturbare il manovratore. Allora, senta, approfitto della sua presenza, Sergo, per fare un veloce punto in merito a queste amministrative 2026. Stiamo battendo un po' e sentiremo tra poco anche l'estratto di ring di ieri sera tra Dreosto e Rizzetto, però chiaramente per quanto riguarda il centro-sinistra funziona il campo largo in vista anche del 2027-28? Ma parliamo di tutte le amministrative o quelle regionali? Facciamo quelle amministrative Friuli-Venezia Giulia. Friuli-Venezia Giulia, vabbè, credo che sia uno dei pochi casi il comune di Cividale dove il centro-sinistra ha aumentato i propri voti con diciamo un risultato buono anche da parte del candidato sindaco Manzini. Ma nel centro-sinistra lì non c'erano tanti simboli, ovviamente. Tutte le persone avevano, come diceva, sì, avevano i propri candidati o i propri cittadini di riferimento all'interno, ma simboli non ce n'erano.
Forse per questo è stato preso un buon voto, ma stiamo parlando di comuni. Bello questo passaggio. Forse per questo è stato preso un buon voto. Perché la Lega, il proprio simbolo, ha preso il 7%. Perché la gente vota al centro-sinistra con le civiche e non con i simboli. La gente vota. No, nei comuni la gente vota quello che gli si propone. Si devono fidare dei candidati, evidentemente, si devono fidare, è diverso rispetto alle politiche dove si vota magari più per, diciamo, ideologia, nel senso il voto politico è sicuramente diverso. Difficilmente, e io ovviamente faccio molta fatica da 15 anni a rapportare quello che avviene nei comuni rispetto a quello che poi avviene in regione o in Parlamento. Io ricordo che nelle stesse giornate, tornate elettorali, stesse urne, persone votavano il Movimento 5 Stelle in Camera e Senato quando avevamo il 25%, poi a scendere 20% in regione e 12% in comune. No? Il famoso trend. Stessa cosa. È ovvio che questo vuol dire lavorare e farsi conoscere sempre di più nei territori è fondamentale. E da qui chiaramente poi viene valutato tutto quello che è stato fatto o proposto. E non a caso centrodestra ha messo una persona che era già sindaco all'epoca, evidentemente i cittadini hanno voluto fidarsi. Però Dreosto ha detto questo... noi non siamo in opposizione, siamo in minoranza all'interno della maggioranza. Ecco. Vabbè, intanto ha perso. Ma comunque possiamo dire che alla fine, insomma, questo campo largo, prove tecniche di trasmissione col sistema, non si sa se sistema PAL o SECAM, però comunque a colori funziona questo discorso. A colori funziona. Prove di campo largo ce ne sono già dal 2023, se intendiamo che come campo largo una qualsiasi diciamo, coalizione progressista in cui ci sia anche il Movimento 5 Stelle, perché siamo andati insieme alle regionali, poi vede anche lì, stesso giorno alle regionali eravamo in coalizione insieme, in comune eravamo due coalizioni differenti, perché noi appoggiavamo il candidato sindaco Marchiolla e poi c'era il centrosinistra che appoggiava De Toni, poi alla fine sappiamo il ballottaggio come sono andati, ma insomma quindi ogni elezione ha un suo perché, una sua valenza, tant'è che sbaglia chi crede che aver vinto Venezia vuol dire riconfermare la Meloni per altri 5 anni al governo. Bene, allora potrebbe per il centro-sinistra come Triste Venezia, potrebbe usata come canzone se viene fuori la Meloni come di nuovo. Benevento è triste o altri comuni sono tristi. Allora andiamo a sentire invece cosa hanno detto, siamo in fase di chiusura della trasmissione, però andiamo a sentire l'estratto di Ring appunto tra Dreosto e Rizzetto in merito a quanto è accaduto a Cividale. Comunque il centrodestra governa ancora la città di Cividale e questo è estremamente importante. Credo poi che evidentemente il primo errore assolutamente da evitare sia quello di generalizzare. Quella di Cividale è sicuramente una dinamica locale non nuova, è legata anche, io credo, a situazioni territoriali ma anche personali. E questo purtroppo o per fortuna, perché alcune volte non è sempre una sfortuna, questa è la politica amministrativa che esiste da sempre. Io dico che queste sono situazioni dinamiche locali che ci sono sempre state e sempre ci saranno. Per quanto riguarda il Cividale, ritengo che è passata la campagna elettorale, sono passate le elezioni, noi ovviamente ci sediamo non in opposizione, noi ci sediamo in minoranza, dall'altra parte sicuramente non per fare una minoranza di opposizione, ma per fare una minoranza costruttiva, e se ci saranno i presupposti nel corso di questo mandato di fare dei ragionamenti o dove ci saranno dei ragionamenti che la coalizione riterrà di condividere, li condivideremo come stiamo facendo in tutte le altre situazioni dove ci sono state difficoltà di questo genere. Ho tentato veramente con forza di creare una sintesi sino all'ultimo. Sono riuscito ad arrivare sino ad un certo punto, dopodiché la stessa giornata in cui fondamentalmente si provava, le stesse ore, le stesse giornate in cui si tentava, voglio dire, un'ulteriore mediazione per preservare un centrodestra unito che in ogni caso è andato unito da tutte le altre parti, pochi o tanti che fossero stati insomma i comuni al voto per le amministrative. Mi è giunta in quelle ore notizia che il sindaco Bernardi
che comunque ha svolto, voglio dire, un lavoro nei 5 anni, attenzione, l'abbiamo sostenuta, non aveva tolto le deleghe all'assessore di Forza Italia e all'assessore di Fratelli Italia, quindi voglio dire, con tutto il rispetto e con tutta la calma abbiamo ritenuto ho ritenuto di poter indicare un'altra scelta. Una cosa le dico, è interessante, vede, perché ho letto anche, insomma, ho visto qualche trasmissione, ho letto qualche giornale di questa spaccatura del centrodestra a Cividale. Era già successo, nel senso che ad esempio ricordo il caso di Pasian di Prato, laddove effettivamente siamo andati divisi. A Cividale dice? Un messaggio che vi... Sì, io mi auguro di sì, mi pare, voglio dire, che per la Lega sia stata eletta la dottoressa, l'avvocato Cozzi, che mi sembra una persona assolutamente degna sotto questo punto di vista, sotto un punto di vista politico, anzi più che degna sotto un punto di vista politico. Guardi, per quanto mi riguarda, ripeto, la coalizione di centrodestra, se qualora vorrà ritornare unita a Cividale, non saremo certo noi a metterci di traverso. Dunque, le dichiarazioni a ring, una battuta da parte sua, Sergo? Come detto, effettivamente sono cose locali. Il problema fa strano che quando si vince, no, allora si fa subito il rapporto anche a quello che deve avvenire a livello nazionale. Quando si perde, no, sono cose locali, eccetera. Perché, a ribadire, se l'onorevole Rizzetto è convinto di quello che ha appena detto, allora può anche dare l'assessorato, no, l'esponente della Lega, perché la differenza tra minoranza e opposizione è tutta lì, cioè essere o non essere in giunta. Non è che ci sono molte altre differenze, o fai opposizione alla giunta perché avevi un programma diverso dal tuo che è stato presentato agli elettori, oppure evidentemente assisteremo a qualcosa di poco chiaro in quella città. Allora non ci abbandoni un attimo.